Il dialetto è per lei una musica, un sottofondo vitale. Katia Ricciarelli, l'ugola veneta della lirica italiana e internazionale, è anche il direttore artistico del Festival Veneto, la rassegna musicale e di teatro itinerante interamente dedicata alla lingua veneta e all'arte in vernacolo, che a Verona ha avuto la serata conclusiva proprio con una pièce che racconta la Katia nazionale. Io sono stata travolta e coinvolta, quindi non è che sia nata assolutamente da me, ma da tante altre persone che stanno lavorando per questo. Io sono amica di Bianchini, il quale mi ha coinvolta, e devo dire che sono straordinari perché continuano a fare questa cosa, a portarla in giro e a crederci, e fanno bene la provincia, la regione, diciamo il comune, quindi difendono veramente a spada tratta. Questa è una lingua, un dialetto, ma per me è una lingua. Io quando posso ce la metto sempre, insomma, in tutto il mondo dove vado, insomma, c'ho sempre la mia battutina e vedo che mi sento sempre dire: ma che bello, ah, ma finalmente sentiamo ancora parlare il nostro Veneto, specialmente dei veneti che sono fuori anche in tutto il mondo, ecco, diciamo. E quindi finché posso insisto. Televisione ammetto qualche volta, anzi la metto spesso la battutina, ecco, però capisco che bisogna anche comprendere che la lingua che bisogna parlare è l'italiano, insomma, perché sennò cominciano a dire allora facciamo il napoletano, facciamo il romano, facciamo il calabrese, eccetera, eccetera, quindi no, si sporcherebbe un po' tutto quello che è la nostra lingua madre, che è l'italiano, però io il Veneto lo metto soprattutto quando sono allegra e anche quando sono triste, quindi pensa che è strano, quando sono triste mi piace la battuta in Veneto, in questo caso, perché mi fa allegria, mi fa sentire coccolata dalle mie origini, insomma, che io non ho mai dimenticato e non dimenticherò mai. Altro di me è una commedia musicale scritta da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. Te che ha detto parliamo di altro di te, e ora mi te dico altro di me, e sbagliamo tutti e do, perché si dovrebbe dire altro di me, altro di te, ma tu senti che roba strana, in italiano bisogna dire altro di me, altro di te, e a me mi piace altro di me, altro di me, bello aperto così, invece non si può, capisci, ti guardano, veramente ti guardano con orrore quelli che fanno recitazioni, ma a me me ne frego, perché tanto mi naso cantante e faccio l'attrice perché mi piace e me lo chiedono, ma ogni tanto, ma il mio grande amore è sempre la musica e mi piace dire altro di me. Allora, è una frase della Bohème, per essere chiari, quando lei si presenta a Rodolfo nella soffitta, alla fine di tutte le manfrine, perché lei la va là per fare, insomma, qualcosa con Rodolfo, no? Non è che va là perché se che ha spento il lume l'ha spento lei, ha fatto toc toc e ha spento il lume, e entra dentro, questa è storia pura, scena della seduzione, e dice: scusi, che mi accenderebbe il lume? E allora lui dice: ma sì, subito, qua e là. Poi alla fine dice, quando non sa più cosa dire, dice: adesso me ne vado via perché sa altro di me non le saprei narrare, sono la sua vicina che la viene fuori d'ora a importunare. Altro di me, nel senso che io ho già detto tanto, hanno detto tanto, raccontato tante storie, il matrimonio, non matrimonio, il divorzio, gli amori, eccetera, eccetera. Molte cose le ho raccontate, altre non le ho dette. Quindi altro di me è perché racconto delle cose che sono inedite. Le racconto in che forma? In una commedia musicale, quindi sono sì cose cantate, ma non propriamente liriche, sono delle canzoni d'amore bellissime che hanno fatto colonna sonora tutta la mia vita, quindi che ne so, un amore così grande, La Vie en Rose, tutte le più belle canzoni d'amore ce le metto dentro e c'è recitazione con un testo che ha fatto Costanzo a quattro mani con Enrico Vaime, quindi è una bellissima cosa, ci sono ballerini, è uno spettacolo che io appoggio tantissimo perché è splendido veramente, quindi lo porteremo in giro per l'Italia e anche nel Veneto spero, e chissà che non che metta dentro qualche, ecco, di te, altro di me, altro di te. Palcoscenici, luci, riflettori, teatri del mondo, ma soprattutto il suo grande amore, José Carreras. Carreras è uno dei protagonisti anche se non c'è, perché lo nomino tantissimo, quindi ricordo, racconto un episodio di quando abbiamo litigato perché noi dicevamo, sapete, il nostro, ecco, vuoi che ti dica la frase in toto? Ecco, allora ti dico, ah ma il nostro amore è stato tutto un alternarsi di litigi e di emozionanti riappacificazioni. Noi litigavamo così tanto, ma litigavamo bene e facevamo, senti bene, come dico bene, e facevamo anche bene la pace.
e come facevamo bene la pace. Sì. E una volta in un moto così d'ira lui prese tutti i miei vestiti e li fece tutti a striscioline, pensa, uno per uno, pensa un po', che pazienza e quanti vestiti in meno, eh. Ma io non posso non ricordare nella mia mente nemmeno le immagini di quel ricordo, di quella notte di follia, perché i litigi servono ad aggiungere qualcosa a un rapporto, capisci? Questo è molto importante, insomma. Un'icona della lirica ma con un approccio sempre umano, quasi a recuperare l'origine popolare del melodramma. Da tantissimi anni, da quando ho cominciato a studiare lirica, la lirica in crisi, e poi invece no, non è vero, mi ritrovo sempre ad avere un sacco di persone che la vogliono ascoltare, che la vogliono sentire, che vanno in arena, che vanno dappertutto, insomma, quindi sono tutte cose che dicono, perché forse sai, vabbè è vero, siamo tutti in crisi, quindi non per questo noi dobbiamo essere esclusi, non è un mondo privilegiato il nostro, anche noi siamo in crisi, questo è vero, ma però direi che sono stati mangiati tanti soldi e quindi è giusto che anche noi adesso si paghi un pochino. E l'acuto arriva con il commento al cartellone in arena dei 100 anni della fondazione. Mi piace l'idea. Centenario dell'Arena e si celebra Verdi, si celebra Wagner. Facciamo un fiatene in più di Verdi e manco di Wagner perché mi sono anche stufata. Con tutto rispetto per Wagner, pensa che dico, che cos'è un soprano senza un tenore senza un tenore senza soprano è come la battuta Vitel Toné senza caperi.